È la direttrice di uno dei musei più antichi del territorio veneto, che conserva addirittura la collezione più importante delle opere di Jacopo da Ponte e un'ala dedicata al genio di Antonio Canova. Lei è Chiara Casarin, direttore del Museo Civico di Bassano del Grappa. I musei civici di Bassano del Grappa in realtà non sono un unico museo. Si può parlare effettivamente di un polo museale perché è composto da 4 musei più diverse sedi espositive. Effettivamente possiamo anche dire che si tratta di uno dei musei più antichi del Veneto, d'Italia addirittura, perché è del 1828 la sua fondazione con le prime collezioni che pervengono da donazioni di privati. I 4 musei sono il Museo Civico, che è il punto centrale di raccolta delle collezioni permanenti e dove appunto la proposta va dall'archeologia al Novecento. Poi c'è il Museo Roi, che è il Museo della Ceramica, e il Museo Remondini, che è il Museo dell'Incisione della Stampa, che trovano sede a Palazzo Sturm. E poi infine c'è Palazzo Bonaguro, che ha la raccolta naturalistica, quella delle collezioni di mondo animale, che sarà ampliato in futuro con il Polo Museale Santa Chiara. Solo e già 2 anni che sono qui. Sono 2 anni che sono passati molto velocemente perché le attività sono state intense e si sono susseguite in modo abbastanza frenetico. Nello stesso tempo è solo da 2 anni che sono qui perché sappiamo bene che il rinnovamento di un'istituzione come quella museale richiede tempi molto lunghi e richiede anche un investimento di energie che poi trova una gratificazione a lungo termine. Abbiamo potuto avere già delle piccole soddisfazioni con le attività che abbiamo fatto introducendo una programmazione concentrata sull'arte contemporanea in un ambiente dove il contemporaneo era poco promosso, poco valorizzato. Questo l'abbiamo fatto al fine di portare l'attenzione sulle collezioni permanenti. Tant'è che il contemporaneo che abbiamo proposto ai musei di Bassano non è mai stato un programma calato dall'alto, ma è stato sempre assecondando l'invito di alcuni artisti del territorio oppure anche artisti stranieri, come l'ultima mostra che abbiamo fatto di Robert Capa, che servissero appunto per valorizzare le attività o la storia della città stessa. In linea di massima non è possibile riuscire a valorizzare tutte le collezioni perché a Bassano le collezioni sono molto grandi e appunto spaziano dalla collezione naturalistica alla ceramica, alla stampa, fino al Museo Civico dove c'è la Pinacoteca con l'importante collezione di Antonio Canova, Jacopo da Ponte, tutta la scuola bassanesca. Quindi è difficile riuscire ad avere una panoramica di valorizzazione su tutto quello che esiste, ma un po' alla volta si cerca di far emergere gli elementi più importanti, i gioielli delle collezioni, attraverso una programmazione anche di incontri e di pubblicazioni. Abscondit è una mostra particolarmente innovativa dal punto di vista dell'allestimento perché tutte le opere che sono esposte in mostra sono appunto girate faccia al muro e non si vede quello che è rappresentato sul fronte della tela, ma bensì il loro retro. La scelta di esporre le opere delle collezioni permanenti in questo modo è nata soprattutto dalla scoperta del retro di un grande monocromo di Antonio Canova, che è il Mercato degli Amorini, e che sapevamo fosse dipinto anche sul retro. Esistevano delle fotografie realizzate nel passato ed esisteva un numero di inventario, ma questo retro particolarmente bello, che rappresenta appunto 5 danzatrici, non era mai stato esposto al pubblico come opera d'arte. A partire dalla lettura di questo retro abbiamo deciso di girare tutto il museo, tutte le opere esposte nel percorso delle collezioni permanenti, ma anche quelle non esposte e depositate e archiviate appunto nei nostri depositi, trovando così circa un centinaio di opere d'arte interessanti anche sul retro. Ci sono dei dipinti che sono stati dipinti sul retro, ci sono delle opere che invece sono scritte sul retro, troviamo dei sonetti, delle poesie, delle dediche, ci sono addirittura degli articoli di giornale incollati, ci sono delle altre opere d'arte che sul retro raccontano il loro curriculum, partecipazioni a mostre,
attribuzioni, disattribuzioni e riattribuzioni a particolari autori, e quindi raccontano anche la storia della loro autenticità oppure della loro attribuzione errata a un qualche autore. È una storia diversa rispetto a quella che si conosce già, è un modo per approfondire questa conoscenza. Il ruolo delle donne nel mondo della cultura e dell'arte forse non è stato così indagato appunto dal punto di vista storico e critico. Teniamo presente però che qui al Museo di Bassano del Grappa, nel nostro salone della Pinacoteca dedicato al 600 e 700, abbiamo un dipinto di Artemisia Gentileschi, che all'epoca comunque era un caso rarissimo di donna artista e che forse è stata in grado di precedere e di essere di ispirazione a moltissime altre donne a venire. Nel contemporaneo le donne hanno il ruolo da protagoniste che meritano, sia dal punto di vista della produzione artistica che in generale per la produzione culturale, poetica, letteraria, ma anche, perché no, scientifica. Abbiamo visto appunto donne nello spazio e donne che hanno superato gli uomini in molti degli ambiti dell'operare umano. È stato probabilmente un traguardo difficile da raggiungere, per certi aspetti anche complicato dal punto di vista organizzativo, se non esclusivamente dal punto di vista del genere, perché ovviamente si sa che le problematiche della famiglia e dell'organizzazione della quotidianità sono sempre state un po' avverse alla crescita professionale delle donne. Però io credo che nel contemporaneo questo sia un problema che si pone solo relativamente. Abbiamo visto anche che nel mondo politico, così come appunto nel mondo universitario, l'egemonia maschile comincia ad essere sempre più frantumata rispetto al passato. Avere una rappresentante donna come pittrice e come antecedente a moltissime altre qui in museo a Bassano è certamente una cosa molto importante. Io sono una direttrice donna, vengo subito dopo un'altra direttrice donna che è andata in pensione, e quindi forse è una tradizione che in questo museo si può continuare a mantenere.